È sotto osservazione in terapia intensiva all'ospedale di Belluno, dove comunque è fuori pericolo di vita il bimbo di 8 anni coneglianese morso da una vipera durante una gita domenicale con i genitori a Clout, località friulana confinante con l'Alpago. L'incontro con il rettile poco dopo le 5 del pomeriggio su un sentiero con i genitori che chiamano immediatamente i soccorsi. Il bambino è stato morso a un braccio, l'allarme concitato. Da Pieve di Cadore si alza in volo l'elicottero del su M118 che raggiunge il confine con il Friuli in pochi minuti. Gli operatori stabilizzano il piccolo e lo portano al San Martino di Belluno, dove scatta il protocollo per i morsi da vipera, che comprende almeno 24 ore di osservazione intensiva con la somministrazione del siero. Il terrore iniziale lascia il posto all'ottimismo, la tempestività di soccorsi fa la differenza. Si tratta del primo intervento stagionale di questo tipo per l'Ulsuno Dolomiti. Nell'agosto 2021 una ragazzina era stata salvata in extremis proprio dal SUEM bellunese dopo aver incontrato una vipera, stesso copione qualche anno prima per un bimbo di Breda di Piave morso in zona Brussa a Caorle.